Noi dobbiamo puntare sui bambini perché sono la parte bella della nostra società. La parte bella da educare al rispetto, all'inclusione e alle pari opportunità attraverso lo sport. Entra nel vivo in Veneto il progetto Equal Play, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere promossa dal gruppo Polis, realtà padovana che aiuta persone in difficoltà. Coinvolte 100 società calcistiche della regione con ragazzi dai 6 ai 10 anni e anche giovani calciatori delle categorie superiori. In programma la prima Equal Play Cup, torneo dedicato alla promozione del calcio femminile, e a novembre un convegno nazionale per valutare i risultati raggiunti. La chiave dell'iniziativa è la prevenzione e si parte dai più piccoli. È lì che si può seminare il germe della prevenzione, ma soprattutto dell'educazione al rispetto, alle regole, alla lealtà. È questa la forza di una cultura sportiva che è fondamentale perché ci consente di dare esempi positivi anche a questi giovani, facendo una rete tra educatori, prima che ovviamente allenatori, di genitori e di dirigenti che sappiano appunto trasmettere dei valori prima che schemi di gioco. La responsabilità è di chi li fa crescere, famiglie, scuole, istituzioni, purtroppo anche lo sport, perché non sempre abbiamo nello sport delle persone che prima educano e poi allenano, e quando troviamo delle persone che allenano e dopo educano è un problema, perché vuol dire che tu alleni alla vittoria ma non educhi alla sconfitta, e sono delle cose che sembrano banali ma non lo sono. In una prima fase questo progetto avrà un'estensione a livello regionale, quindi per quanto riguarda la Regione Veneto, per poi essere esteso a partire dalla fine di quest'anno anche a livello nazionale. Non trascura nemmeno le famiglie, perché sono una parte ovviamente importante nel processo educativo dei ragazzi, e gli allenatori e i dirigenti. Lo sportivo per me appunto non deve limitarsi al campo da gioco, ma è dare l'esempio anche nella vita, e quindi ecco è che è molto importante per me essere qui oggi e partecipare a iniziative di questo genere.